Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon martedì 7 maggio, vi ricordo il solito numero per intervenire in diretta, per fare domande ai nostri ospiti o anche per dire come la pensate sugli argomenti, sulle notizie del giorno. Il numero è 0266 20 35 29, poi vi ricordo anche il numero per mandarci SMS, numero WhatsApp che è il 346 64 277 56. Guardiamo le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Tangenti in Brianza, 43 misure cautelari, coinvolti politici ed imprenditori, 95 gli indagati, tentarono di corrompere anche il presidente della regione Lombardia, Fontana. Tra gli arrestati Tattarella e Altitonante, esponenti di Forza Italia, chiesto l'arresto del deputato azzurro Sozzani, coinvolti esponenti politici, amministratori pubblici ed imprenditori. Avrebbero pilotato la spartizione e l'aggiudicazione delle gare di appalti pubblici. Altre notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa: fuori dai giochi, l'Agenzia Europea del Lavoro dice Milano non sarà tra le candidate. Il Papa dice sì all'integrazione nell'Unione Europea dei Balcani occidentali. Le speciali caratteristiche della Macedonia del Nord, dovute alla sua composizione multietnica e multireligiosa, sono di rilevante significato per una più stretta integrazione con i paesi europei. Lo ha detto Papa Francesco a Skopje. Auspico che tale integrazione si sviluppi positivamente per l'intera regione dei Balcani occidentali, come pure che essa avvenga sempre nel rispetto delle diversità e dei diritti fondamentali, ha aggiunto. Sul caso Siri interviene di nuovo il vice premier Di Maio, che dice a Salvini è l'ultimo giorno utile, fai la cosa giusta, non capirò mai perché la Lega in queste settimane, dice Di Maio, abbia continuato a difendere Siri invece di fargli fare un passo indietro. Così appunto Luigi Di Maio in un suo post su Facebook. Oggi è l'ultimo giorno utile perché Salvini comprenda l'importanza di questa vicenda. Mi auguro faccia la cosa giusta, ha quindi aggiunto, riferendosi al Consiglio dei Ministri previsto per domani, in cui se non si troverà una mediazione, Lega e Movimento 5 Stelle potrebbero andare allo scontro frontale. Allora, in collegamento telefonico con noi, come ogni martedì a quest'ora, ringrazio Alessandra Locatelli, deputata della Lega, vice sindaco di Como. Buongiorno Alessandra, buon martedì. Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti, un saluto e grazie per l'invito. Grazie a te, come sempre disponibile. Allora Alessandra, raccontaci un po' quali sono le ultime novità dalla tua terra, raccontaci un po' anche di Como, no? Ho letto in queste ultime ore, c'è un dormitorio, è stato inaugurato, raccontaci un po'. Sì, direi che più che altro c'è una polemica su un dormitorio che qualcuno cerca di strumentalizzare facendo credere che la nostra amministrazione non ce l'abbia e non pensi agli ultimi. Invece Como ha un dormitorio annuale ed è tra i pochi comuni che hanno un dormitorio annuale con ben 60 posti, quindi aperto 365 giorni all'anno. Ci sono altri 3/4 dormitori gestiti dalle associazioni con i quali collaboriamo direttamente e investiamo molte risorse economiche in totale tra gli investimenti per il dormitorio, per le collaborazioni, per il reinserimento lavorativo, per i bagni pubblici, le docce, per le persone che arrivano dalla grave marginalità e quindi per i senza dimora. Investiamo circa 1 milione di euro. Il bilancio dei servizi sociali del comune di Como è di circa 20 milioni di euro. Riteniamo che si tratti di un lavoro imponente considerando i costi delle rete, l'impegno degli assistenti sociali e l'impegno diretto nell'amministrazione nelle politiche di reinserimento, insomma, delle persone che soffrono di grave marginalità e che sono ai margini della società. Ricordo anche che non tutti
non tutte le persone che troviamo per strada le facciamo sparire con una bacchetta magica. Sto parlando anche di italiani che per un percorso di vita distrutto dentro di loro e complesso non ci vogliono neanche entrare nei dormitori. Quindi, e poi c'è la questione sicurezza invece, per la quale l'amministrazione sta adottando regolamenti di polizia locale che impederà comunque i bivacchi, perché ricordiamo poi ci sono strascichi di migrazione, visto che come città di confine, e questo succede in molte città, per cui abbiamo in giro anche persone non legalmente correttamente presenti sul territorio. Benissimo, Alessandra, abbiamo subito una telefonata, Roberto che mi dà l'ok dalla regia e che saluto. Sentiamo, pronto? Pronto, buongiorno, sono Massimiliano Bellusco. Ascolta, io ho presente qual è la realtà di Como, e per quanto riguarda quello che diceva adesso la nostra amica, è una realtà ottimale. Per il discorso che state facendo voi, però vorrei anche fare un altro inciso, no? Allora, se io sono stato condannato per appropriazione indebita, che l'appropriazione indebita è quando magari un'azienda fallisce e pensano che i soldi del fallimento li ha messi in tasca il titolare o l'amministratore delegato, ma non è quasi mai così. Allora io non posso più chiedere un mutuo in una banca italiana perché sono ancora condannato, lo devo chiedere ad una banca fuori, che è San Marino. Allora, San Marino non è una nazione indegna, non è una nazione di delinquenti, là ci sono delle banche che danno il mutuo a chi vogliono. E allora vorrei chiedere al signor Maio e al signor Di Battista, che loro facevano parte dell'azienda del papà, no? Come mai non si sono accorti che il papà di Battista pagava la gente in nero, invece il papà di Di Maio aveva costruito abusivamente? Ciao. Ciao, Alessandra, prego. Grazie Massimiliano, ma intanto lui ci riassume un problema, insomma, uno quello della trasparenza, della corretta amministrazione, del bene pubblico che deve stare a cuore come il bene dei cittadini, e l'amministrazione diretta del territorio, ripeto, nel massimo rispetto di tutti. Purtroppo succedono casi di questo tipo. Io mi collego più che altro a quello che stavamo dicendo, dove abbiamo casi di persone che magari vengono anche ingiustamente, a volte come si può dire, prese in un percorso giudiziario non ancora finito, ma che magari hanno delle attività commerciali anche sul territorio, parlo del mio ma può essere il territorio nazionale, e che quindi finiscono in disgrazia, in miseria. Abbiamo avuto anche dei casi alla cronaca per cui chi anche è stato riconosciuto poi non colpevole ha dovuto pagare talmente tanti soldi che ha dovuto comunque finire in miseria. Allora forse dietro ci stanno due cose importanti: quella del percorso giudiziario, che deve essere trasparente, veloce, chiaro, per far giustizia. Chi sbaglia paga, lo diciamo sempre, però possono esserci anche dei casi invece in cui la giustizia, ora che fa il suo corso, magari poi reputa la persona innocente, invece nel frattempo la persona finisce in mezzo a una strada. Forse questo ci voleva anche comunicare, invece alcuni magari poi hanno percorsi diversi, si salvano, è un altro discorso. E poi c'è dall'altra parte appunto il fatto che qualche volta questo stona col fatto che venivano prima investiti sui nostri territori diversi e sbagliati miliardi a sostegno invece dell'accoglienza. Benissimo. Per dire, cioè, io che sono un cittadino, magari ho un percorso difficile, vengo sfrattato, perdo il lavoro, sono in miseria e me ne capitano di tutti i colori, a volte vengo abbandonato e emarginato totalmente dalla società. E quindi prima erano intraprese delle politiche veramente, veramente sbagliate. Adesso stiamo cercando di correggere il tiro e speriamo anche poi che nel corso della giustizia faccia sempre meglio il proprio lavoro. Perfetto, Alessandra, adesso volevo chiederti un po' di ricordare insieme a me il decreto concretezza, perché ieri è intervenuta la Giulia Bongiorno, il ministro Giulia Bongiorno, dicendo che sulla digitalizzazione siamo all'anno zero. Quali sono quelle misure del decreto concretezza?
Beh, innanzitutto grazie, insomma, Ministro Bongiorno, nel decreto concretezza sono inserite diverse misure per evitare, per accelerare i tempi della pubblica amministrazione, perché noi abbiamo a che fare sempre con i cittadini che ovviamente si confrontano con una lentezza burocratica che è terribile. Sì. E poi naturalmente anche per prevenire invece l'assenteismo anche della pubblica amministrazione, quindi in un certo senso tutto quello che può essere fatto per efficientare il nostro rapporto di cittadini con gli enti locali e gli enti pubblici. Ci possono essere anche delle resistenze interne su questi temi, perché chiaramente il cambiamento, come sempre, può suscitare come si può dire, insomma dei contrasti, no? Sì. E quindi dico che bisogna, in qualche modo è contenuto il fatto che bisogna far progredire per merito naturalmente le persone che lavorano, che bisogna avere a che fare anche con una pubblica amministrazione che spesso ha un'elevata età, perché diciamo che mediamente si tratta di persone che hanno 50, 52, 53 anni mediamente e che magari fanno fatica ad avere un approccio più smart, no? Più sensibile con i dati messi nel computer e con le cartelle digitalizzate. Certo. Appunto. Quindi bisogna in qualche modo intraprendere una trasformazione della pubblica amministrazione. In questo senso si vuole andare e per farlo, per efficientare, bisogna mettere magari anche delle apposite commissioni, un apposito monitoraggio perché purtroppo anche a distanza di qualche mese non si sono stati fatti grandi passi. Questo è quello che voleva evidenziare anche il Ministro, però c'è la possibilità invece di monitorare e di incoraggiare perché il cambiamento venga intrapreso, ne abbiamo veramente bisogno. Benissimo. Senti Alessandra, oggi se non sbaglio ci dovrebbe essere l'incontro tra il Premier Conte e il Premier libico per una missione lampo a Roma. Cosa chiederà il Premier libico all'Italia e al Premier Conte? Ma chiederà un sostegno più diretto da quello che abbiamo potuto apprendere, ma è soprattutto quello che chiediamo noi come Italia, chiediamo anche come tanti altri paesi che sperano che soprattutto il conflitto a fuoco insomma si blocchi, perché tante persone, tante vite ci stanno rimettendo. È vero che bisogna prendere delle posizioni chiare, ma è vero anche che qualche volta bisogna anche saper fare un confronto corretto, magari qualche passo nella direzione più che delle posizioni chiare e basta, nella direzione insomma della convivenza civile tra tutti, perché questi conflitti si risolvono più a parole che con il fuoco. Benissimo. Senti, in questi giorni, penso domani o il 9 maggio, inizia il Salone del Libro a Torino. Ci sono numerose polemiche legate alla presenza di Altoforte, che è l'editore vicino a Casa Pound, chi va, chi non ci va. Ci spieghi un po' cosa sta succedendo per questa manifestazione? Antonio, hai toccato proprio un tema caldissimo che sta suscitando moltissime polemiche da un lato, e poi posso dire che per via di queste polemiche il libro, che è dedicato a un'intervista a Salvini, come tutti sapranno, sta praticamente scalando le vette delle classifiche, quindi tante volte, non lo so, in queste polemiche c'è sicuramente del politico, dello strumentale e poi secondo me c'è anche un po' di commerciale qualche volta, però fatto sta che delle persone si sono insomma hanno preso delle posizioni molto a volte rigide, qualcuno si è dovuto dimettere, alcuni referenti insomma della Fiera del Libro hanno dovuto dimettere il loro incarico anche a fronte di post. Guarda, questa è un'era digitale in cui tutti esprimono le proprie emozioni pubblicamente su Facebook, non pensano neanche più, no? Digitano e basta. E quindi queste cose mettono veramente poi in difficoltà. Insomma, si sono scatenate molte polemiche, effettivamente anche lo scrittore del libro ha preso una posizione, io penso, molto provocatoria, proprio perché il referente che si è dimesso aveva fatto una lista anche addirittura di giornalisti e di testate giornalistiche che secondo lui avevano a che fare con il fascismo, delle posizioni razziste. Questo non può essere consentito, perché anche la nostra sottosegretaria Borgonzoni ha parlato di liste di proscrizione. È veramente intollerabile che vengano gestiti questi rapporti con posizioni di questo tipo, e chiaramente alla fine
qualcuno ci va di mezzo, qualcuno invece ne beneficia, però l'unica cosa che purtroppo non risolviamo è questo conflitto estremo tra i due poli, cioè il fascismo e l'antifascismo. Rimaniamo ancora legati a una visione, diciamo, che è quella di tanti anni fa. Alessandra, sentiamo se c'è una telefonata inerente a questo tema oppure altre domande. Abbiamo una telefonata. Sì, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, signora. Buongiorno. No, io chiamo da Como e chiamo il mio vice sindaco perché ho bisogno di... le dico da dove chiamo, Rebbio, via Giussani, quindi lei ha già capito i problemi che noi abbiamo qua. Adesso c'è Ramadan in Italia. Ringrazi il consigliere di Forza Italia che ce l'ha mandato qui il Ramadan, perché è stato lui, so che lei era contraria. Altro che per 3 anni che stiamo lottando per non farlo proprio. Ecco, però io le volevo chiedere un'altra cosa. Sa che qua in via Giussani stanno costruendo è venuto un imprenditore riccone svizzero, ha comprato una villetta, l'ha abbattuta e sta costruendo un edificio di 3 piani. Noi che abitiamo qua vogliamo sapere con certezza chi entrerà in questa palazzina di 3 piani, perché siamo molto preoccupati. Ha ragione. Allora, no, su questo posso rispondere già? Saluto sì, Alessandra. Ecco, intanto ringrazio e saluto la signora, ma sono contenta che chiamino tutte queste persone. Grazie. Volevo dire che per quanto riguarda via Giussani si riferisce a un progetto della Caritas. In realtà non è proprio della Caritas, ma del famoso Don Giusto, che è una persona, che è un prete, che ospitava un po' diciamo fuori dalle righe, fuori dalle regole, tanti migranti nel periodo caldo e critico. Cosa è successo? Che loro inizialmente avevano in mente di realizzare questo progetto, è vero, con un imprenditore svizzero che voleva investire perché è un filantropo che dà soldi insomma per strutture d'accoglienza per i minori e loro volevano in qualche modo occuparsi di minori stranieri non accompagnati. Allora noi come amministrazione ci stiamo occupando di questo tema, stiamo cercando di riorientare anche in collaborazione con loro proprio la destinazione d'uso, diciamo le caratteristiche di ospitalità di questa struttura, in modo che si possano ospitare in realtà mamme con bambini, bambini piccoli, senza appunto preclusione. Ma posso anche tranquillizzare la signora dicendo che sono finiti i tempi del business dell'immigrazione. Come abbiamo potuto vedere sono stati tagliati i fondi, si sono ridotti i numeri, ci sono ancora degli strascichi e quindi la preoccupazione ci sta tutta. Noi come amministrazione ci stiamo impegnando perché il cambiamento sia su tutti i fronti e che a beneficiare dell'accoglienza, insomma, o comunque delle risorse del territorio in collaborazione con le amministrazioni siano i cittadini. Certo. Senti Alessandra, commentiamo un po' quell'episodio gravissimo che è successo a Napoli lo scorso weekend. Ieri anche il ministro Salvini è andato a far visita alla bimba purtroppo in ospedale. Noemi. Noemi. Come commenti tu questa brutta vicenda? Ma insomma sono fatti che noi non vorremmo veramente mai più dover vedere nelle strade per chiunque, ma quando poi di mezzo ci va un bambino, una bambina, innocenti che passavano di lì per caso, quindi in un'età spensierata dove ancora non hanno capito neanche dove si trovano e che cosa sta succedendo nel mondo, è veramente inquietante. Io credo che ogni sforzo che sta facendo anche il nostro ministro degli interni e questo governo per dare più sicurezza, più legalità e più tutele ai cittadini è essenziale. Non dobbiamo stare indietro di un passo, non dobbiamo stare indietro di una lira. È chiaro che un fatto come questo ha dell'angosciante, del truce e tanto più perché appunto di mezzo c'è una bambina. Oggi addirittura sentivo dire che questo personaggio, non so neanche come definirlo, è tornato indietro scavalcando la bambina senza neanche, cioè proprio ci fa capire la disumanità di alcuni gesti di alcune persone distaccate totalmente dalla realtà per via di una missione, penso, quanto dire criminale che hanno al loro interno, che è una cosa da perseguitare in ogni modo. Perfetto, allora Alessandra ti ringraziamo per essere stata qui con noi come ogni martedì a quest'ora. Buon lavoro. Ti posso portare, Antonio, i saluti di una signora di ieri a una cena
con Giorgetti, con il sì. sottosegretario, e praticamente una signora che si chiama Anna dice che ci segue sempre, mi ha detto ti seguo sempre con l'Antonio, Benissimo, mi ha detto, e grazie mille. addirittura si ricordava che avevo parlato di andare in Armenia ad agosto. Ah sì, quando Chiedevano abbiamo parlato del genocidio degli armeni. Sì, sì. allora, le ho detto che ti avrei portato in Allora la salutiamo anche oggi alla signora Anna, penso che sia lei questa signora qui, va bene, allora grazie Alessandra. Va bene, Grazie un mille. saluto a tutti e avanti tutta, grazie Antonio. Grazie Ciao, mille. buona giornata. Allora, adesso dalla regia Roberto Midaloche abbiamo con noi il deputato della Lega Cristian Invernizzi. Ciao Cristian, buongiorno. Buongiorno a voi, salve a tutti. Ciao Cristian, allora innanzitutto commentiamo quello che appunto quello di cui parlavamo anche con Alessandra, quel grave episodio di Napoli. Tu come la pensi? Come la penso? Un segnale che sicuramente la battaglia è lunga, lo sappiamo, è un cancro difficilmente da estirpare, ma è anche qualcosa che ovviamente deve essere affrontato con tutta la forza, cioè, quando si arriva a non avere nemmeno più il concetto del rispetto addirittura del bambino, dell'innocente puro, sì. È il segnale proprio del crollo di qualcosa, per cui al netto di tutte le polemiche che adesso l'opposizione sta facendo nei confronti del ministro Salvini, come se la camorra o la mafia vi fosse soltanto dal giugno dell'anno scorso, mentre prima invece quando governavano gli altri era praticamente sparita. Al netto di tutto questo è evidente come la battaglia tra Stato, tra legalità, tra comunità che vuole vivere libera e malaffare sia ancora difficile e lunga. Benissimo, senti Cristian, per quanto riguarda invece adesso la RAI, giorni fa il presidente Foa è intervenuto, così come anche il ministro Salvini, sul compenso del conduttore Fabio Fazio, dicendo che è troppo elevato. Tu che ne pensi? È evidente che sia così. Cominciamo a pensare che ormai non sono più gli intoccabili, cioè non si riesce a capire come mai in Italia vi sia una categoria di giornalisti, una categoria di artisti, una categoria di scrittori che tra l'altro appartengono sempre e solo esclusivamente alla sinistra, che negli ultimi anni, per non dire negli ultimi decenni, siamo stati abituati a vedere come degli intoccabili, come dei maestri riconosciuti, come delle persone che vivevano in qualche modo in un mondo diverso dal nostro. Caso proprio sintomatico di questa situazione è proprio Fazio, che per motivi che ancora oggi io non riesco a spiegarmi, a parte il fatto che può dire quello che vuole, quando vuole, come vuole, tiene anche la trasmissione, per carità. Io ogni tanto ho anche detto, percepisce obiettivamente dei compensi che diciamo non sono equiparabili a quelli dei suoi colleghi, che magari fanno anche più ascolti. Però siccome è Fazio, siccome è un'anima bella, è una persona che piace alle persone giuste, probabilmente è molto apprezzato anche all'interno dei salotti buoni, è intoccabile. Ora questo mondo qua è finito, è chiaro che tutti se ne devono rendere conto. Il mondo degli intoccabili non c'è più. Fazio è un conduttore televisivo, non è un martire, non è un eroe, fa il suo lavoro secondo alcuni in modo egregio, secondo altri in modo invece criticabile. Resta il fatto che compensi di quell'entità lì, ovviamente in questo momento per la RAI non sono più tollerabili, anche se si chiama Fabio Fazio. Benissimo. Cristian, andiamo un attimo in pausa pubblicitaria e ci risentiamo tra pochissimo. Ok. Messaggio
vantaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Infiltrato di Fanpage incontra l'imprenditore Stefano Fuso, in passato la guida di un impianto di smaltimento rifiuti del Trevigiano, ma anche il proprietario di quel residence Mimosa ad Eraclea, dove nell'estate del 2015 vennero ospitati circa 200 migranti. È proprio di questa esperienza che l'imprenditore parla nel dialogo catturato dalle telecamere di Fanpage. La prefettura paga 32 euro al giorno. Lascia perdere i 2 euro che dobbiamo dare ai profughi. Se li mettiamo lì al minor costo, tutto quanto, gestendoli e tirandoli a pallino, ti rimane dai 4 agli 8 euro al giorno a profugo. Quindi più profughi metti, più giornalmente è utile. Più ho la massa, più guadagno. Usiamo immobili che ormai non hanno nessun valore, li buttiamo dentro, sappiamo che 5-6 euro a profugo li abbiamo, su 1000 profughi sappiamo che all'anno ne facciamo 600.000 euro di utile. Considera che costa solo di mangiare 5 euro e mezzo, 6 al giorno. Non è che dobbiamo dargli il pranzo di Natale. Cioè, loro mangiano riso scotto con sugo sopra, con del pollo. Più aumenta la mia massa, più guadagno. Aumenti l'utile eliminando i servizi. Tu gli butti lì la roba, li lasci che si comportino come vogliono, te ne sbatti altamente le balle, tieni il riscaldamento al minimo, arrivi anche a 10 euro, che qualcuno non ti li venga a controllare. Troppo ti impongono che c'è l'inserviente, se sono tanti ci vuole quello di notte, ma vai a prendere personale che era disagiato, che aveva bisogno di cose, lo assumi dal disagio. E qua io punto ad arrivare per giugno a 1 migliaio di persone. È un giro di cassa impressionante, a 1000 persone sono 12 milioni l'anno. Rieccoci carissimi amici di RPL, in collegamento con noi abbiamo Cristian Invernizzi, deputato della Lega. Allora Cristian, il ministro dell'interno Salvini ha molte volte ribadito il concetto della castrazione chimica. Ti chiedo che cos'è e questo provvedimento potrà andare in porto. Poi ieri io intervistando la gente per la strada, alcuni hanno detto sì, siamo favorevoli. Ecco, poi sentiremo queste interviste. Parlacene un po'. La castrazione chimica non è altro che un sistema di punizione alternativo rispetto alla carcere e soprattutto più in qualche modo funzionale a reprimere determinati reati come quelli appunto tipici dei predatori sessuali. È uno strumento tra l'altro già in uso in parecchi paesi del mondo che inibendo appunto l'istinto sessuale pone coloro che si sono dimostrati incapaci di gestire la sessualità e la utilizzano come un'arma nella impossibilità di perpetrare reati di questo tipo. Io vorrei ricordare a tutti, anzitutto a me o meglio a coloro che contrastano il discorso circa la castrazione chimica, perché in qualche modo interferendo sul corpo sarebbe una misura, come ho sentito dire, inumana. Stiamo parlando probabilmente dopo l'omicidio del reato più disgustoso e intollerabile all'interno di qualunque consesso umano. È evidente che una donna stuprata o ancora peggio dal punto di vista delle conseguenze psicologiche, un bambino stuprato subisce un danno nella stragrande maggioranza dei casi destinato a produrre effetti per tutta la vita del danneggiato, quindi lasciando delle ferite psicologiche in alcuni casi che non possono mai essere rimarginate. Quindi considerando che purtroppo anche in questo caso siamo stati abituati molte volte a pensare più ai diritti dei condannati, dei carcerati, dei delinquenti rispetto a quelli delle vittime. Noi pensiamo che oggi in Italia sia giunto anche il momento di riaffermare con forza il principio sacrosanto che prima vengono le vittime o le potenziali vittime e se questo comporta per stupratori o pedofili l'impossibilità di avere una vita sessuale attiva, diciamo che
non è una conseguenza talmente grave che si può far tornare sui nostri passi. Sarebbe uno strumento innovativo, uno strumento importante anche come messaggio, ma è evidente che in Italia c'è chi questi messaggi non li vuole ascoltare e se ne faranno una ragione. La raccolta firme appena realizzata ha dimostrato ancora una volta come la grande maggioranza del paese sia al nostro fianco e andiamo avanti su questa strada. Perfetto. Cristian, abbiamo una telefonata, sentiamo. Pronto? Pronto, sono io? Sì, signora, prego. Ecco, io ascoltavo, non so cos'era, vice sindaco di Como prima. Sì, Alessandra Locatelli. Sì, siccome ho parenti che vivono a Como, conosco molto bene, bellissima città, rovinata totalmente, ancora da anni fa, tutto pieno di migranti, gente fuori e parlo del centro città, fuori i supermercati, è una cosa allucinante e non ha dato una risposta che può tranquillizzare le persone per quanto riguarda il nuovo palazzo di 3 piani, dove invece di mettere i giovani metteranno madre e figli. Ma madre e figli di chi? Da dove? I migranti, i clandestini? Ma qua bisogna rimpatriare le persone. Qua bisogna avere gente che hanno visione, a vedere cosa proiettare fra 10 anni, cosa sarà l'Italia. Cosa sarà questi paesi? Perché io ho avuto difficoltà a portare gente in giro a Como perché dicevano: ma dove siamo? È pieno di pakistani, pieno di neri e tutti, qua non ci sarà neanche il turismo. Chi viene a un posto a vedere Africa o Asia? La ringrazio. Va bene, grazie. Allora, Cristian, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa su questo che ha detto la nostra ascoltatrice. No, diciamo che la situazione in Como è una situazione analoga a quella di altre città. Adesso tra l'altro abbiamo ascoltato prima l'ottima Alessandra Locatelli, diciamo che sicuramente sta facendo tutto quello che è possibile lei insieme agli altri amici della Lega per stavare una situazione che, diciamo, da un lato purtroppo non è soltanto visibile o vissuta soltanto a Como. Dico purtroppo perché se si trattasse soltanto di Como diciamo che la situazione sarebbe molto meglio. La signora parlava dei rimpatri, davvero, i rimpatri sono la seconda direttrice su cui bisogna muoversi in termini di sicurezza. Quando è arrivato Salvini, atto primo era quello di rendere impermeabili i porti, il fatto che in poco più di 6 mesi si è riuscito, segnale anche della determinazione, della forza, dell'attività di governo della Lega del ministro Salvini. Secondo atto riguarda invece appunto i rimpatri, che invece prevedono, diciamo, una procedura più complessa, perché non partiranno soltanto per la forte volontà da parte di questo governo di eseguire, ma c'è la necessità di realizzare appunto gli accordi bilaterali. È qualcosa in cui ovviamente siamo tutti impegnati, in cui speriamo che anche i nostri partner di governo, anziché perdersi dietro tutta una serie di polemiche che lasciano il tempo che trovino, si concentrano prima possibile con noi alla risoluzione di questi problemi che abbiamo sentito anche dalla telefonata prima essere quello che è fortemente voluto dalla nostra gente. Certo. Senti Cristian, sul decreto sblocca cantieri, no? Ci sono delle novità. Ieri Confindustria ha detto: sbloccate i cantieri che sono fermi, il decreto è efficace se i tempi sono rapidi. Tu che ne dici? Abbiamo perso Cristian, cerchiamo di recuperare la linea con Cristian, vediamo dalla regia se Roberto mi dà l'ok. Ci siamo? No, non ci siamo, è caduta la linea. Allora, nel frattempo andiamo a guardare il post del ministro Salvini che ricorda l'affetto ricevuto ieri in Campania. Scrive: il ministro ad Avellino, Salerno, Aversa e San Giuseppe Vesuviano. Mi fa capire che siamo sulla strada giusta. Grazie amici, se ci date una mano, il 26 maggio facciamo vedere a buonisti, banchieri e burocrati europei che la musica è cambiata, perché l'Italia ha finalmente rialzato la testa. Allora Cristian, abbiamo recuperato il collegamento con te. Cristian, ci sei? Sì, eccoci. Ecco, benissimo. Senti, parlavo del decreto sblocca cantieri. Ieri Confindustria ha detto sbloccare i cantieri subito. Tu che ne pensi? Sì, parlavamo prima che cadesse la lira dalla necessità di concentrarsi tutti su quelli che sono gli effettivi problemi
dei cittadini e della risoluzione appunto questo problema sblocca cantieri è l'arma, diciamo, giuridica attraverso la quale noi pensiamo che l'economia, che tra l'altro a dispetto di quello che dicevano i grandi soloni e i grandi giornaloni non è crollata, anzi ha dei segnali di ripresa incoraggianti soprattutto dal punto di vista della disoccupazione, comunque deve essere al centro dell'attività di governo. Se vogliamo fare ripartire effettivamente l'economia e quindi posti di lavoro, quindi sviluppo, quindi futuro sostanzialmente, non si può non passare attraverso le grandi opere pubbliche e attraverso quindi il rilancio del settore che è sempre stato fondamentale per la nostra economia, che è appunto l'edilizia in tutte le sue declinazioni. Ora noi, ripeto, siamo concentrati in questo, portare a casa il contratto di governo, a lasciare auspicabilmente alla fine della nostra attività di governo situazione economica e sociale migliore di quella che abbiamo ereditato, ce la stiamo mettendo tutta. Cristian, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Emilio da Busto Arsizio, saluto entrambi, però chiedo scusa se parlo di un altro piccolo argomento. Quale? No, quello dell'ANSA che ha detto, che parla di Di Maio, quale ha detto a Salvini che oggi è l'ultimo giorno e ci deve ripensare. Allora io do un consiglio ai grillini: se hanno le palle di cambiare cavallo, perché Di Maio dal 32 li ha portati al 23, 22, quello che è. Ecco, do solo questo consiglio anche a Di Maio. Ciao, benissimo. Grazie, scusate. Sì, Cristian, volevo farti adesso un'altra domanda. C'è l'Oxfam, che è una confederazione internazionale di organizzazioni no profit, dice che con il decreto sicurezza si perderanno un sacco di posti di lavoro, più di 15.000 posti di lavoro, e costerà allo Stato 200 milioni in ammortizzatori sociali. Tu che ne pensi? Che rispetto, ecco, questo è il modo di leggere le conseguenze di un'attività di governo ottimale e che comunque risponde a quelli che sono i desiderata degli elettori, facendola passare come non positiva, ma come in grado invece di produrre effetti negativi. Posti di lavoro a cui si fa riferimento non erano posti di lavoro organici, erano posti di lavoro drogati, diciamo, dal sistema di accoglienza che era stato messo in piedi in Italia attraverso i vari sistemi attraverso i vari sistemi che prevedevano appunto i bandi prefettizi, apertura quindi di queste case date in gestione a queste cooperative. Certo. Loro dicono ci saranno 15.000 posti di lavoro in meno, ma non si ricorda che sono questi 15.000 posti tutto vennero creati non dal mercato ma da un sistema di sovvenzioni pubbliche che costava miliardi di euro all'anno alle casse pubbliche, appunto. Diciamo che la cifra non si è mai capita perché tutto il sistema era costituito da tutto un insieme di rivoli sotto bandi a livello centrale, bandi a livello regionale, che difficilmente possono capire quanto costasse. Comunque parliamo di 8, anche 9 miliardi di euro all'anno. Quindi dire che queste persone stanno a casa e che costeranno 200 milioni di euro in ammortizzatori, diciamo che se da un lato c'erano 8-9 miliardi di euro e adesso ne restano 200 milioni, direi che l'operazione del governo italiano è stata straordinaria, perché fa risparmiare alle casse pubbliche tra gli 8 e gli 8 miliardi e mezzo di euro all'anno. Quindi l'Oxfam e tutti coloro che queste cose cui queste cose non piacciono se ne facciano una ragione. Invito e concludo coloro che in questo sistema credono ad andare in Francia, Germania, Austria, Spagna, chiedere appunto a loro di fare quello che ha fatto l'italiano negli scorsi anni e ai 15.000 operatori che sono rimasti a casa di trasferirsi dopo di questo in Francia, Germania, Spagna, Austria, sempre che lo facciano, e
continuare a fare lì il lavoro che hanno fatto in Italia, che grazie al governo, grazie a Matteo Salvini, non è più necessario fare in Italia. Benissimo. Cristian, ti chiedo un attimo di pazienza perché abbiamo altre 2 telefonate. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa, mi scusi l'ignoranza, ma il reddito di cittadinanza, io ho sentito che adesso ci sono tanti imprenditori e anche nel ramo turistico, che non riescono a trovare del personale. Ma con il reddito di cittadinanza non è praticamente una specie di obbligo, se tu vuoi il reddito noi te lo diamo, però devi accettare un lavoro? È quello che non riesco a capire. Allora questo reddito è solo per così dare un contentino e basta, senza poi portare avanti il discorso lavoro. Non riesco, cioè dovrebbe essere un obbligo, se tu vuoi io ti do. Ecco, altrimenti non ti do niente, ecco, se si dovessero rifiutare, almeno avevo capito quello. Se può darmi una risposta, la ringrazio molto e buongiorno. Buongiorno signora. Cristian, tu cosa vuoi dire? Sì, diciamo che la questione della impossibilità per gli operatori economici nell'ambito del turismo di trovare personale, diciamo che si ripete, è una polemica che si ripete ogni anno all'inizio della stagione appunto turistica, quindi come quest'anno anche a marzo. Ci si lamenta di non riuscire a trovare persone che appunto vogliono impegnarsi in questo lavoro, diciamo, dal punto di vista orario e fisico, anche molto impegnativo. Quest'anno c'è il discorso del reddito di cittadinanza, ma vorrei ricordare a tutti che grazie anche a parecchi emendamenti sottoposti fatti votare dalla Lega, il reddito di cittadinanza ha subito tutta una serie di modifiche importanti, appunto, che tendono a far sì che sia impossibile per coloro che non vogliono alzarsi dal divano, sostanzialmente, ti detto in parole povere, percepirlo. Però la procedura appena iniziata, il reddito di cittadinanza ha iniziato ad essere appunto applicato, se non sbaglio, 2 o 3 settimane fa. È evidente che adesso non vi è ancora quell'effetto benefico, secondo noi, tra domanda e offerta, quindi anche di incentivo per coloro che percepiranno questo reddito e comunque impegnarsi nel lavoro. Quindi la signora, vorrei dire che non è la certificazione del fallimento del progetto, perché il progetto è appena iniziato, è appena stato applicato. È evidente che se l'anno prossimo questo problema dovesse verificarsi, c'è la lamentela da parte degli operatori economici di non riuscire a trovare persone che vogliono impegnarsi appunto in quel settore, allora in quel caso ciò significherebbe che effettivamente c'è qualcosa che non va. Al momento attuale, ripeto, è iniziato da troppo poco tempo per poter dire che il sistema del reddito di cittadinanza non porta comunque un nuovo lavoro, eccetera. Vedremo nei prossimi mesi quello che succede. Certo, vediamo se c'è un'altra telefonata. Sì, c'è. Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Piera, chiamo da Lodi. Allora, quella che hanno detto che se adesso con il decreto sicurezza ci saranno un sacco di disoccupati e costerà la collettività, è una grossa bugia, perché le cooperative, io ci ho lavorato solo 10 mesi a part time per mia fortuna, e le cooperative per legge non pagano i contributi per la disoccupazione, quindi non spetta niente. Non è vero, saranno prestate, dovranno andare a cercarsi lavoro, però fino adesso dicevano che erano volontari, che loro erano contenti di lavorare a gratis. E quindi poi un'altra cosa, se mi permette. Allora Salvini non è andato da parte perché gli dice dimettiti lo stipendio. Allora, se erano, perché è una cosa vergognosa quello che prende, dovevano fare tutti quello come hanno fatto Salvini. Noi non ci veniamo, se non che tutti i dimezzi lo stipendio, doveva disertare tutta la trasmissione, ma tutti i partiti, indipendentemente da come colore la pensano. Grazie. Io la vedo così. Grazie, buongiorno. Grazie signora. Allora Cristian, ultime battute, se vuoi aggiungere qualcosa. No, l'ultima telefonata è stata indicativa appunto su quello che dicevamo, come i 15.000 posti di lavoro
pianti dalle organizzazioni, dalle ONLUS, in verità non erano posti di lavoro, era parte di un sistema che non creava ricchezza, ma anzi distruggeva la finanza pubblica in qualche modo. Quindi diciamo la conferma a quello che abbiamo detto. Certo. Ma non vedo in giro, sinceramente, in Italia persone che rimpiangono il sistema della sicurezza e dell'accoglienza del 2015, del 2016 al 2017, quindi se ne faccia una ragione un po' tutti. Benissimo, allora Christian, grazie mille per essere stato qui con noi, per la tua disponibilità, ci risentiamo presto, buona giornata. Grazie, un abbraccio a tutti. Allora, adesso dalla regia Roberto mi dice, mi dà l'ok, in collegamento telefonico con noi abbiamo un'amica di RPL, Angela Colmellere, deputata della Lega. Buongiorno Angela. Buongiorno a voi tutti. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Allora Angela, parliamo di scuola, numerosissime novità, tu sei stata una relatrice del provvedimento dell'introduzione dell'educazione civica a scuola. Quali sono i punti di questo provvedimento? Allora, i punti sono molti, ma da un punto vorrei proprio iniziare, che è quello che ci ha mosso appunto a portare avanti questa legge, e che è il seguente: ora come ora c'è bisogno più che mai di tornare a parlare di regole, di doveri e di appunto educare ad essere, quindi bisogna far ritrovare ai bambini la consapevolezza che hanno un ruolo attivo all'interno delle istituzioni, all'interno della società, e se questo percorso si inizia sin da bambini sicuramente potremmo avere dei risultati importanti, quindi riportare l'educazione civica all'interno del mondo educativo, cioè la scuola, pensavamo fosse la cosa più importante, più urgente anche appunto da fare. I punti sono molti e soprattutto la cosa che ci ha dato molta soddisfazione è stata che in breve tempo siamo riusciti ad arrivare alla fine di questo percorso, quindi a lavorare in maniera molto sinergica, creando un testo unificato che è stato votato appunto all'unanimità in pochissime sedute. Il punto cruciale è quindi quello di far sì che si muova sempre più la consapevolezza di appartenere anche ad una comunità, a un contesto sociale dove ci sono delle regole certe, e soprattutto bisogna rendersi conto che si fa parte di un paese che è unito da quelli che sono i valori comuni. Quindi far sì che un percorso che porti i bambini in particolare a pensare a quelli che sono i propri doveri e le proprie regole, piuttosto che ancora prima dei loro diritti. E questo magari questo percorso è utile a contrastare appunto fenomeni quali possono essere il bullismo, piuttosto che altri, che portano appunto il soggetto davanti a dei rischi piuttosto importanti. Quindi un percorso di consapevolezza per imparare ad essere. Quindi si tratta di una materia che sarà inserita già appunto da settembre a scuola, prevederà 33 ore di lezione, prevederà una valutazione, prevederà una formazione degli insegnanti, un premio a fine anno appunto, che va a riconoscere le buone pratiche che si sono avute all'interno del mondo scolastico, e quindi un percorso appunto che si articola partendo dalla scuola materna per passare alla scuola elementare, secondaria di primo ciclo, secondaria di secondo ciclo. Quindi partiamo con una sensibilizzazione ai temi fondamentali per arrivare poi ad un approfondimento anche importante di quelle che sono le istituzioni, la Costituzione, eccetera, affiancando queste conoscenze a quelli che sono gli esempi pratici, appunto a degli insegnamenti che facciano in modo che si instauri una cultura del rispetto, che poi viene declinata in tutte le varie educazioni. Perfetto. Quindi, sì, prego Angela.
Educazione quindi all'autotutela in caso di protezione civile, educare alla legalità, educare al rispetto verso l'ambiente, educare a quali sono i rischi che ci sono dietro appunto a tutto ciò che è social, tutto quello che è il mondo digitale. Quindi queste sono alcune delle educazioni che verranno poi affiancate sia a livello laboratoriale sia a livello appunto anche proprio di insegnamento diretto, che ci sembrava appunto potessero essere utili a far crescere in maniera consapevole un soggetto. Quindi almeno dobbiamo iniziare, dovevamo avere e ci sentivamo il dovere di cominciare a presentare un progetto all'interno della scuola che andasse in questa direzione, proprio perché vorremmo regalare ai nostri ragazzi un futuro migliore. Perfetto, quindi una battaglia vinta. Per quanto riguarda invece l'introduzione del grembiule a scuola, si era espresso in maniera favorevole il ministro Salvini, ci sono delle novità su questo? Ma novità, io sono un'insegnante, quindi vedo molte polemiche fatte proprio sul nulla, nel senso che un grembiule c'è sempre stato a scuola, non è mai mancato, quindi adesso anche qualcuno che contesta questo grembiule sì o grembiule no, tantissime scuole che io ho visto vedevano i bambini vestiti con i grembiule e nessuno mai ha mai creato una polemica per questo, non capisco il momento di crearla inutilmente ora, insomma, ecco, quindi grembiule per me va benissimo perché c'è sempre stato, magari in alcune situazioni l'avevano tolto, modificato, cambiato il colore, però per me se torna bene così, anche perché rende i bambini tutti uguali e sappiamo che i bambini spesso e volentieri vengono e provengono da situazioni familiari anche magari diverse e sono tutti allineati, per cui un grembiule magari fa sì che i bambini siano tutti uguali. Certo, per quanto riguarda invece l'università, no? Ad esempio il test di medicina quest'anno, no? Ci sono delle novità, le iscrizioni dovrebbero essere dal 17 giugno fino al 9 luglio, scusami. Ci sono delle novità per quanto riguarda i test? Sì, sono state introdotte appunto delle novità da parte del ministro Bussetti, ci sono più domande di cultura generale che siano coerenti appunto con quanto studiato durante l'ultimo anno della scuola secondaria e quindi più domande di cultura generale e meno quesiti di logica. Questo vale per le facoltà di medicina e odontoiatria, di architettura e di veterinaria. Cosa si può dire? Proviamo, sicuramente il mondo universitario necessita di cambiamenti. I cambiamenti che in questo momento sono pensati e ai quali bisognerà anche dare seguito in maniera importante, proprio perché ci rendiamo conto che il mondo universitario è un vero e proprio mondo e come tale è complesso. E dinanzi alle cose complesse non si può rispondere con delle risposte semplici, per cui sicuramente l'ambito universitario sta per essere riformato in alcuni aspetti. Stiamo facendo dei passi e questi passi ne seguiranno anche altri, perché appunto quello che vogliamo è fare in modo che diventi sicuramente un'opportunità per tanti, se non per tutti, ma anche appunto secondo delle regole che siano certe, ma a passo con quelli che sono i nostri tempi. Benissimo. Angela, andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, ci risentiamo tra pochissimo. Grazie. D'accordo, grazie a voi. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili, con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Trebbiolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL, abbiamo la deputata della Lega Angela Colmellere con noi in diretta al telefono. Allora Angela, adesso parliamo un po' di temi che riguardano l'Europa. Il 26 maggio si vota per le elezioni europee, il 18 maggio c'è l'appuntamento a Milano in Piazza Duomo alle 16:30 col ministro Salvini. Cosa cambierà in Europa dal 26 maggio in poi secondo te? Noi auspichiamo che ci sia un cambiamento importante e che l'Italia finalmente riesca a distinguersi cercando di portare avanti delle posizioni o delle indicazioni che vadano a salvaguardare quello che è il nostro paese. Sì. E quindi che anche dal punto di vista economico ci possano essere degli aiuti e non delle penalizzazioni come ne abbiamo già visti tanti in tutti questi anni, sia dal punto di vista agroalimentare piuttosto che l'idroelettrico eccetera eccetera. Quindi noi auspichiamo che veramente si possano raggiungere dei risultati che ci permettano anche di fare squadra con altri paesi proprio per difendere la parte buona di questi paesi che hanno sempre dimostrato una produttività e magari vengono messi in secondo piano rispetto a posizioni di coordinazioni magari più forti o più decise o più semplicemente appoggiate anche a livello europeo. Sì, senti Angela, abbiamo con noi al telefono la nostra ascoltatrice affezionata che è la signora Lisetta, mi ha detto Roberto dalla regia. Sentiamo, pronto? Buongiorno Lisetta. Sì. Buongiorno a tutti e due. Buongiorno. A lei signora e anche Antonio. Sì. Dunque io volevo aggiungere qualcos'altro. Oltre all'educazione civica, al grembiulino insegniamo anche la calligrafia. Bene. E adesso vi dico sì, è vero. Perché adesso vi dico il motivo. Ho letto questo articolo qua perché è trascorso, mi sembra, oltre mezzo secolo da quando il Ministero dell'Istruzione ha cancellato la calligrafia delle materie scolastiche. Mi sembra che è così, pensa poco. Sì. E nel nostro paese, che ha inventato, mi sembra, nel 400 il primo corsivo della storia, si è molto ridotta.
La rivoluzione digitale, l'uso quotidiano dei tablet e computer al posto della birro, ha impoverito la lingua italiana, secondo me. L'Università di Bologna, sapete cosa ha fatto? Ha varato un piano di formazione a tutte le facoltà, l'insegnamento dell'ortografia e la capacità di scrivere a mano, perché fra poco i ragazzini di adesso non riusciranno più neanche a scrivere. Tutto qua, vi saluto e buon lavoro a tutti e due. Grazie Buongiorno. mille signora Lisetta, sempre saggia Angela, devi sapere Lisetta. Bene. Questa idea mi piace molto, devo dire che mi piace molto, poi io provengo dal mondo della scuola e credo che abbia anche un significato che va oltre all'alimentare la creatività eccetera, ma che sia proprio anche una buona calligrafia è indice anche di avere una buona relazione spazio-temporale e con dei riferimenti piuttosto certi. E non a caso vi dirò che se noi andiamo in casa di riposo, per esempio, un istituto dove ci sono degli anziani e li mettiamo alla prova con la penna in mano, vedremo che questi anziani scrivono tutti bene. E scrivono bene perché loro, avendo la possibilità di giocare allo spazio, in spazio aperto e quindi in spazi anche in maniera piuttosto libera, avevano bisogno comunque di prendere un punto di riferimento a cui accostarsi, e questo punto di riferimento che loro sapevano individuare poi lo traducevano anche a livello di scrittura. Infatti queste scritture sono perfette. Benissimo. Angela, abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto? Buongiorno. Pronto? Roberto? Abbiamo un'altra telefonata? Sentiamo. Pronto? 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 Niente, è caduta giù. Angela, volevo chiederti, facciamo un elenco brevissimo dei provvedimenti del governo che sono stati fatti e di quelli che dovrebbero essere fatti. Beh, mi preme, grazie per questa domanda, perché appunto oltre ai provvedimenti più importanti, quindi educazione civica piuttosto che legittima difesa, piuttosto che codice rosso, quindi cose che comunque hanno lasciato il segno e che oltre urgenti anche hanno smosso sensibilmente l'opinione pubblica, ma perché erano necessari. Poi arrivando fino ad arrivare al decreto appunto crescita che adesso abbiamo in questo periodo, possiamo semplicemente ricordare come questo decreto contenga delle importanti misure anche che vanno ad aiutare quelli che sono i comuni e gli enti locali periferici. Quindi vediamo che anche in questo secondo momento lo Stato sta andando verso gli enti cercando di aiutarli dal punto di vista economico, e questo io le parlo da sindaco, non è da poco, perché in questi 10 anni io questi che ho avuto visto da sindaco non ho mai avuto aiuti di questo tipo, quindi questa sensibilizzazione verso l'edilizia scolastica, il potenziamento dell'efficientamento energetico piuttosto che l'abbattimento delle barriere architettoniche aiutati appunto dallo Stato in questo momento per me è un passo importante che non avevo visto appunto prima. Quindi sappiamo che le misure sono molto molto veloci, perché una volta destinati i soldi ai comuni, questi comuni devono cantierare fin da subito l'opera entro anche a ottobre, quindi questo è sicuramente un passaggio che li aiuta e forse magari riesce anche a compensare quel problema che abbiamo appunto attualmente in diversi comuni, in diversi territori, dove sindaci che si trovano appunto ad esercitare questo ruolo sono sempre meno, perché sappiamo bene quanto complicato sia questo impegno. Angela, grazie mille per essere stata qui con noi questa mattina, ci risentiamo presto, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche per me, è sempre un piacere, grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie mille. Allora, adesso ascoltiamo un attimo alcuni minuti di interviste che ieri ho realizzato tra la gente, sentiamo. Carissimi amici, sono in centro a Milano con una ragazza qui che è sul monopattino, no? Allora, senti, stai sentendo un po', seguendo la politica italiana, il governo giallo-verde da giugno dell'anno scorso, cosa ha fatto di buono? No, mi dispiace, sono assolutamente apolitica, non riesco a seguire. E come mai non segui la politica italiana? Perché sinceramente mi sto concentrando ad altri obiettivi, quindi diffondere
cercare di integrare le persone con disabilità, cercare di far vedere com'è il movimento paralimpico e tutte queste cose della politica, per esempio anche portare a scuola l'integrazione nelle ore di educazione fisica. Questo promettono cose, per esempio gli insegnanti di educazione fisica alle elementari, e poi non si sa più niente. Quindi al posto di star lì e vedere alle proposte che fanno poi non vengono realizzate, cerco più di concretizzare le cose e andare piano piano nelle piccole realtà come può essere un comune, cercare di iniziare proprio sul concreto senza aspettare chissà che cosa. Sulla disabilità questo governo cosa ha fatto? Cosa chiede al governo di fare? Innanzitutto delle proposte che hanno fatto, come per esempio appunto gli insegnanti delle elementari di educazione fisica, questo soprattutto per la società in cui siamo adesso, molto sedentari, con la tecnologia alle porte, così chiedo ovviamente che vengano rispettate queste promesse fatte. E riguardo alla disabilità ci sono molte cose da fare, e soprattutto durante gli episodi di ribonificazione o comunque di come si può dire, anche di costruzione di impianti, a parte sportivi, ma anche solo i marciapiedi nuovi o piste ciclabili, così, che diano un occhio a riguardo ma qua una carrozzina ci può passare con un palo in mezzo al marciapiede? Sì, oppure il buco dopo la discesina è possibile? O forse è ancora un mezzo per aumentare la differenza tra uno che cammina e uno che non può muoversi? Senti, Ministro Salvini, Vice Premier Di Maio, Ministro Di Maio e Premier Conte, un giudizio su loro tre. Oh, mi astengo, mi dispiace. Li conosci comunque? Sì, i nomi. Il Ministro Salvini le piace? Non posso dirlo. Come mai? Perché non ho le competenze. Non sono informata adeguatamente per esprimere un giudizio. Va bene, grazie. Grazie. Che siamo stanchi anche a casa. Buongiorno, scusate se vi disturbo, vi interrompo la vostra passeggiata. Governo giallo-verde da giugno scorso, un bilancio dei provvedimenti fatti e quelli da fare, le sta piacendo? No, Negativo. E che cosa è negativo? Negativo tutto, cittadinanza, perché pensano soltanto al loro seggiolone e basta. Il reddito di cittadinanza le piace? No. Perché non è chiaro e hanno fatto solamente delle cose sbagliate. Quota 100? Quota 100 c'è qualcuno che dice sì e qualcuno non è contento perché non è riuscito a entrare nella quota 100. La quota 100 non piace per un semplice fatto, no? Non la quota 100, il reddito di cittadinanza. Perché devo pagare dei soldi a gente che non ha mai fatto niente? Perché chi li prende è chi non ha mai fatto niente. Prendiamo gli zingari, perché i nomadi, sì, perché adesso in offensa. Sì, poi i nomadi. Tutta gente che non ha mai fatto niente, che non ha niente, ha sempre lavorato in nero, va bene, lo sanno, e le danno anche i soldi, va bene, e ti continua a pagare i tassi. Ma poi c'è un'altra cosa negativa, che quando hanno dato questo reddito di cittadinanza, hanno preso il reddito del 2017, una persona che ha lavorato 6 mesi e si è trovata il reddito di cittadinanza a 40 euro. Allora, con quali criteri hanno fatto i conteggi? Certo, ma tra il vice premier Di Maio, il vice premier Salvini e il premier Conte, lei chi preferisce? Io una volta preferivo, vedendo l'inizio, Salvini, ma adesso che si faccia prendere per il paiolo tutto il giorno. No. Quindi non le piacciono questi litigi tra i due vice premier? No, non mi piace perché tutto è scene. Ma alle europee chi vince? Saperlo chi vince. La Germania. Di nuovo la Germania? Sì, la Germania e la Francia dicono loro. C'è stato perché tanto la Germania e la Francia ci hanno preso per il paiolo tutto il tempo. Quanto dura questo governo secondo lei?
Ah beh, per durare può durare anche tanto, perché non c'è nessuno che affronta tutti i problemi che abbiamo in Italia, perché non hanno voglia di affrontarli, perché se no ci sarebbe troppa gente che deve stare a casa a far niente. Lei signora cosa direbbe al governo per i giovani, ecco, per rilanciare l'occupazione? Per rilanciare l'occupazione dovrebbero incominciare loro a imparare a lavorare, perché l'80%, il 90% del governo, cos'è, giallo-verde, come lo vogliono chiamare, quello Di Maio, non hanno mai lavorato. Benissimo, grazie. Non neanche si sono laureati. Quanti sono laureati? Non dicono che, per amor di Dio, uno può essere intelligente, io non sono laureato, quindi puoi andare avanti. Però non puoi un ministro fare il ministro e per andare a predicare adesso tutti i giorni in televisione, quando un anno fa o prima, un anno e mezzo fa, compreso il loro capo, diceva in televisione noi non andiamo mai. Adesso chiudiamo la televisione che non li possiamo fare. E ha sentito l'ultimo litigio sulla questione di Siri? Sì. In modo c'è la magistratura. Se la magistratura non si impone lei, è inutile che stiano lì, perché di così c'è tutto tempo perso da parte loro e vogliono mettersi in prima fila, ma intanto se la gente, dato che non sono tutti stupidi, va a finire che quello invece di crearsi ci perde, perché vede proprio che è lì per imporsi lui a fare il capo, ma invece che scende corso. Un'ultima domanda, la castrazione chimica, voi siete favorevoli o contrari? Sapete che cos'è? Sì, ma Io non so, non so, c'è talmente tanta libertà da quella parte lì, guardi che... Dica sì o no? No, sì, potrebbe andare anche bene. Potrebbe andare bene? Sì, potrebbe andare. Tanto rimane provvisorio, non è una cosa che va alla castrazione chimica, gliela fanno, poi dopo quel periodo e vediamo se si... Va bene, grazie, arrivederci, buona passeggiata. Cioè, mi scusi se la disturbo, stava leggendo le notizie sul cellulare o no? Sì. Di politica? Sì. Che cosa ha letto in questo momento? Niente? No, stavo leggendo delle cose che più che altro sulla politica di adesso. Ma le sta piacendo quello che sta succedendo? No, affatto. E che cosa non le sta piacendo? Tutto. Allora, dal mondo del lavoro, dal mondo dell'economia, che facciamo schifo. Ma non siamo in recessione comunque. Capirai per 2 punti. Quindi è informata. Senta, ma le sta piacendo la politica del ministro Salvini? Innanzitutto meno sbarchi. Lei che ne pensa? Dovrebbe farli secchi, non farli sbarcare. Quando arrivano, farli completamente secchi. Sulla legittima difesa? Sono d'accordissimo. E invece del vice premier Di Maio cosa le piace? No, per carità. Non le piace nulla? Dovrebbe solo andare a scuola elementare. Ecco, e il premier Conte le piace? Peggio che andare di notte. Quindi a lei piace il ministro Salvini? Sì. Però... Lo sa che il 18 maggio è qui a Milano, in Piazza Duomo? Io sono più per un'altra partita. Va bene, questo non mi interessa, ma il 18 maggio il ministro sarà qui a Milano. Cosa si aspetta che dica? E secondo lei sarà piena la piazza? Se è vero quello che fanno vedere, penso di sì. Cioè, se lei guarda la pagina Facebook del ministro, dove va, sono sempre piene tutte le piazze. Bravo, quello che stavo dicendo. Lei che ne pensa di questo? Non so fino a che punto, perché con quello che sta succedendo lì al governo, che litigano, che fanno, che forca, poi la gente si stanca. Si stanca. E quale sarebbe per lei un buon governo? Poi in Italia, sì. La dittatura. Va bene. Senta signora, ora lei dove va? Vado a casa, ho finito di lavorare. Ha finito di lavorare. E per un giovane che oggi vuole lavorare? Andare all'estero. Benissimo, grazie. No. Buongiorno carissimi amici di Radio Padania. Signora, lei conosce Radio Padania? Non la conosce? Non ha mai sentito parlare? No. Ah, non ho mai sentito parlare. Volevo chiederle, il governo le sta piacendo? Niente? Va bene, grazie.
Carissimi amici, sono sempre in giro qui a Milano. Allora, scusi se la disturbo. Lei che ne pensa di questo governo? Cosa ha fatto e cosa auspica che farà? Io sono di Radio Padania, lei la conosce Radio Padania? Sì, io la conosco, Radio Padania. Ma lei l'ascolta? No, non l'ascolto, ma la conosco. Quindi perché non l'ascolta? Perché non c'ho tempo. Va bene, allora quindi questo va benissimo. Però per quanto riguarda questo governo, allora li metterei tutti quanti in fila e poi gli sparerei a tutti quanti. Benissimo, quindi questa è la questione. Buongiorno carissimi amici, signora scusi se la disturbo, nell'attesa che arrivi il tram, che ne pensa della politica italiana e specialmente delle notizie di questi ultimi giorni, no? Non ho molto da dire, francamente, non lo so. Le piace la politica del ministro Salvini? Non particolarmente. Perché? Cosa non le piace? Non lo so, forse i suoi atteggiamenti troppo rigidi su alcuni problemi, ma non lo sa. Non lo so. E il vice premier Di Maio? Ho alcune critiche da fare sul reddito di cittadinanza. Sì, prego. Perché piuttosto che dare una somma come quasi una carità alle persone, avrebbe potuto organizzarlo meglio e cercare di dare lavoro a tanti giovani che non hanno lavoro. Ecco, questo posso dire. Il premier Conte le piace? No, mi è indifferente, non so, non mi sembra molto energico, però mi sembra, lo conosco poco, devo dire, seguo poco. Durerà questo governo dopo le europee? Questo non lo posso sapere, non ho idea. Mi sembra che alcune manovre, come per l'appunto il reddito di cittadinanza, siano volte ad avere dei voti, però d'altro non lo so. Alle europee chi vince? Non ho idea. Va bene, grazie. Allora, buongiorno carissimi amici, sono qui con un signore, buongiorno, scusi se la disturbo. Che ne pensa oggi del governo italiano? Quanto durerà? Speriamo il meno possibile. Come mai? Perché ci sono dei problemi che non E quali sono secondo lei questi problemi? Ma il Movimento 5 Stelle con il reddito di cittadinanza che non va bene. Non va bene, poi che altro non le piace? Non mi piace il fatto che non hanno, come si può dire, creare lavoro con le industrie. C'è tanta gente che a 50 anni è in pensione, non ha il lavoro, non può andare in pensione, non trova lavoro. Le piace la politica del ministro Salvini o no? Sì, la politica del ministro Salvini sì. Lei conosce Radio Padania? Sì, la conosco. Che la vogliono chiudere. No, non la vogliono chiudere. No, ci hanno ripensato. Sì, infatti io sono di Radio Padania. Meno male che ci hanno ripensato. Ma cosa le piace della politica del ministro Salvini? Ma il fatto che per gli immigrati, per la sicurezza, per tante cose che sono giuste, secondo me sono giuste, perché fino all'anno scorso, con i 5 anni del partito con Renzi poteva fare qualcosa, però gli hanno tagliato le gambe. Poi della politica di Salvini mi piace che quello che dice fa. Allora, abbiamo sentito un po' le interviste che ho realizzato in giro tra la gente. Non so se al telefono con noi che abbiamo Alberto Gusmeroli. Alberto ha sentito un po'? Sì, qualcosa ho sentito. Allora, ciao Alberto, bentornato. Ciao, qui. saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Padania. Allora Alberto, raccontaci un po' che importanti eventi hai avuto. So che sei stato in Sicilia la settimana scorsa, no? Ad un congresso di commercialisti. Sì, sono stato in un posto meraviglioso, devo dire, Scicli, sì. Città meravigliosa, tenuta molto bene, e appunto a questo congresso di commercialisti dove abbiamo presentato l'attività del governo, che è molto intensa, perché a differenza un po' di quello che si dice in alcuni media, l'attività del governo, in particolare dei viceministri Garavaglia, Bitonci e anche noi parlamentari, stiamo lavorando su moltissimi versanti dal punto di vista economico. Quindi la pace fiscale è andata molto bene, la rottamazione ter più saldo e stralcio ha raggiunto 1.700.000 domande, quindi il segno
che c'era un malessere enorme nella società, nelle imprese, tra i contribuenti, nel rapporto fisco-contribuenti, che la Lega e questo governo ha sanato, o comunque ha aiutato a sanare, e questo è molto importante, perché sappiamo benissimo che si parla tanto di crescita economica, ma la crescita economica passa anche per un rapporto sereno il più possibile tra fisco e contribuente, quindi poter dire chiudo col passato o col saldo e stralcio se ho un ISEE molto basso, oppure chiudo col passato rottamando in 5 anni il debito fiscale. Effettivamente è molto importante per tanta gente, per tante imprese, per tanti professionisti, perché vuol dire sostanzialmente poter ripartire, e questo è sicuramente un dato di merito della Lega, che ha saputo cogliere questo malessere e soprattutto risolverlo. Perfetto. Senti Alberto, non so se hai seguito ieri la borsa, no? L'Asia è affondata dopo le minacce di Trump sui dazi alla Cina, anche l'Europa in calo. Ci racconti un po' cosa è successo nella giornata di ieri? Ma diciamo che queste dichiarazioni di Trump di voler applicare dazi ulteriori su alcuni prodotti, su molti prodotti, effettivamente esemplifica uno dei ragionamenti che abbiamo fatto in questi mesi, quando venivamo attaccati, ma l'Italia ha una bassa crescita, è colpa vostra, è colpa... Invece in realtà sappiamo benissimo che le dinamiche mondiali influiscono moltissimo, che l'approccio americano all'economia è, parliamoci chiaro, quello giusto, quindi l'abbassamento delle tasse, la forte riduzione delle imposte alle imprese ha favorito enormemente la crescita del PIL americano. Ovviamente questo deve essere limitato, e quindi l'idea che abbiamo noi di ridurre le imposte in modo molto sensibile, d'altra parte lo vediamo con la mini flat tax che è stata varata quest'anno, cioè la forte riduzione delle imposte ha portato ad aprire tantissime nuove aziende, quindi ieri è stato un ulteriore passaggio per cui in l'America si vede che è leader al mondo e determina un po' le dinamiche economiche un po' di tutti i paesi. Noi stiamo anche un po' tornando autorevoli, perché prima eravamo al traino dell'Europa, al traino della Germania, tutto quello che dicevano ci doveva andare bene. Adesso il fatto che alziamo un po' la voce, questo ci porta quantomeno ad avere maggiore autorevolezza e maggior presa. Adesso dobbiamo tradurre tutto ciò in crescita economica, in incremento del PIL, perché abbiamo visto benissimo che è inutile parlare di diminuzione del debito. Io quando sento parlare di diminuzione del debito pubblico, quando si parla di oltre 2.320 miliardi di debito pubblico, quando abbiamo diminuito di 20 miliardi, sì, abbiamo fatto un'opera simbolica, positiva, ma simbolica resta. Invece quello che bisogna fare è aumentare fortemente il PIL. Questo primo trimestre in qualche modo ci ha dato una prima ragione. Io sono convinto che il secondo semestre del 2019 noi avremo una crescita più sostenuta, perché entreranno in atto tutti i provvedimenti che abbiamo fatto, dalla manovra di fine anno adesso al decreto crescita, alla pace fiscale e quant'altro, e quindi io sono abbastanza convinto che questo paese pian pianino lo facciamo ripartire. Benissimo. Senti Alberto, in questi minuti il ministro Salvini è a Milano per l'inaugurazione della nuova Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Mafia, no? Lo aveva promesso tempo fa, oggi c'è questa inaugurazione. Di che cosa si occuperà questa agenzia? Intanto si occuperà di tutti i beni che vengono confiscati alle cosche mafiose, ai mafiosi, e questo è molto importante, perché questo è lo Stato anche qui che si riprende i propri spazi, e
questo non è una apertura simbolica, questa è un'apertura vera, è un momento molto importante per il nostro paese, perché noi abbiamo bisogno di sconfiggere la malattia, abbiamo bisogno che lo Stato in certi territori torni a fare lo Stato, sì. E questo, diciamo che con il grande esempio di Matteo Salvini io credo che riusciremo anche qui a cambiare il corso degli eventi, perché diciamo la sua attività contro le cosche mafiose in pochi mesi è da vedere, e la sua voglia di sconfiggere mafia, poi abbiamo anche 'ndrangheta, camorra, eccetera eccetera, sono sicuramente importanti anche qui per far crescere una parte di paese che è purtroppo economicamente, anche per il diffondersi di queste logiche, diciamo, di malavita. Benissimo. Allora, Alberto, purtroppo siamo in chiusura, ci dobbiamo salutare. Ci risentiamo prossimamente in radio. Grazie come sempre della tua disponibilità. Grazie a tutti i radioascoltatori e bravissimi voi. Ciao Grazie. Alberto, ciao, buona giornata. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di giornata. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione